Il girone d'andata del campionato di eccellenza regionale si chiude con l'attesissimo derby tra Taloro e Nuorese. Amici sportivi, le immagini di Andrea Farris ci portano in un comunale Maristiai che brulica passione ed entusiasmo per una partita da sempre molto sentita. Mura gioca all'indietro e sbaglia, attenzione perché innesca Massimiliano Manca prova il tiro innocuo dalle parti di Fadda, ma palla persa dal Taloro. Prova a far ripartire la Nuorese Cadau, fermato fallosamente ma lascia correre per il vantaggio l'arbitro. Pitirra ha servito Cossu si libera per il destro, blocca Fadda, il tentativo di Alessio Cossu. Prova a ripartire la Nuorese con De Murtas, pressato da Secchi che gli porta via il pallone, ma Cadau fa altrettanto con Pugedu, va via Cadau anche a De Losso, il doppio passo di Cadau che poi scarica su Pitirra ha spazio per andare alla conclusione centrale, para Fadda, ma gli applausi sono tutti per Alessandro Cadau e per la sua iniziativa. Lo scambio tra Laconi e Cocco, Laconi avanza, cerca lo spazio per mettere il cross, allarga su Cocco, il traversone di Cocco, il colpo di testa di Sau, il pallone diventa buono per Pitirra, c'è una deviazione, Fadda deve alzarla in calcio d'angolo. Traiettoria beffarda questa di Simone Pitirra. Battuta di Emerson verso Cocco che ci prova al volo. De Lussu la tocca, palla che si impenna in aria e poi c'è il clamoroso autogol di Roberto Mele sul tentativo di Manca, la sblocca la Nuorese al 40° minuto di gioco, cambia il risultato al Maristiai. Il gol potrebbe essere attribuito a Manca perché calciava verso lo specchio della porta, ma c'è stata la deviazione di testa di Mele. Qui il colpo di testa di Soro, qui Cossu va a vincere un rimpallo, manca il pallone di ritorno proprio per Cossu, entra in area di rigore, Cossu con sinistro, la palla in rete, ma gioco fermo, ha segnato Cossu, ma forse un controllo con il braccio, quello che è stato segnalato dall'arbitro. Poi l'intervento di Cadau è tutto regolare, Cadau litiga un po' con Cocco, ne approfitta Pugedu che entra in area di rigore, Pugedu punta De Solis, la mette al centro direttamente tra le braccia di Trini, ma è un Taloro sicuramente più vivo in questo secondo tempo. E invece gioca corto su De Murtas, Emerson ancora per De Murtas che ha lo spazio per mettere il cross, De Murtas e invece prova il tiro Alessio De Murtas, palla che esce dall'altra parte. Soro in avanti per Secchi in area di rigore, Secchi si gira bene, palla dentro, non ci arriva bene, calcio di rigore per il Taloro. La trattenuta ai danni di Roberto Mele, le proteste di De Solis, fischio del signor Piras, la rincorsa, Falchi riporta il risultato in parità al Maristiai, pareggia il Taloro con Pierpaolo Falchi, 1-1 il punteggio. Che lancia lungo a cercare Pitirra, prima di lui Soro, chiude bene, poi arriva a Cadau, l'intervento di Soro è regolare, si riparte da Pugedu che mette il cross per Mele di testa, Trini l'alza sopra la traversa, occasionissima per il Taloro, ma si è alzata la bandierina dell'assistente. Pugedu va via a Braga, poi va via anche a Emerson, il pallone diventa buono per Secchi, la mette al centro Secchi, poi Mele non riesce a dare forza al pallone per la chiusura di De Solis. Comunque il Taloro ha ancora la possibilità per manovrare, c'è Mele che ci prova col destro, palla che esce ma non di molto. Nuorese che aveva fatto qualcosa in più nel primo tempo e adesso il calcio di punizione lo va a battere Castro cerca direttamente la porta di Trini e la palla esce di pochissimo, opportunità per il Taloro, salta Zannini, poi recupera il pallone Filia, il lancio lungo a cercare Manca prova a sbucare tra i centrali del Taloro, arriva a Cocco, il tiro contratto da
Sau, ma ci sarà rimessa dal fondo, non ci sono state deviazioni. A uscire dall'area Falchi la gioca su Vacca, ancora per Falchi. Falchi cerca lo spazio per mettere il cross, lo trova, Mele di testa, Trini, il miracolo del portiere della Nuorese. Siamo oltre i 5 minuti assegnati, ma insomma il gioco poi dopo l'occasione di Mele si era fermato per un po', quindi la battuta di Castro verso il centro dell'area, il colpo di testa di Emerson, e arriva qui il fischio finale al Maristiai. Il derby finisce 1-1, chiudono con un pareggio il girone d'andata il Taloro e la Nuorese.